Quali sono stati gli esiti di reazioni avverse in Veneto per quanto concerne il vaccino? Allora, in Veneto abbiamo un sistema di segnalazione molto importante, nel senso che abbiamo un centro di farmacovigilanza che raccoglie e classifica le segnalazioni, il canale verde che aiuta in tutte quelle situazioni in cui è necessario capire la situazione del singolo soggetto rispetto magari al proseguo della vaccinazione oppure a condizioni preesistenti che possono indirizzare o meno, diciamo, alla vaccinazione, anche se nel caso del Covid non abbiamo grandi controindicazioni, quindi tutti possono fare il vaccino e soprattutto i soggetti che hanno pluripatologie sono quelli che rischiano tantissimo con il virus e sono coloro che si devono sottoporre alla vaccinazione. Ciò non toglie che bisogna sorvegliare quello che possono determinare come reazioni i farmaci e quindi i vaccini. Quindi noi raccogliamo tutte le segnalazioni che si distinguono in segnalazioni di eventi lievi oppure diciamo di reazioni gravi. In Veneto abbiamo avuto su 6 milioni di vaccini 15.000 segnalazioni, di cui 1.200 di segnalazioni di reazioni gravi, che forse interessa di più conoscere. Questi sono stati principalmente, più della metà, sono stati febbre alta, quindi questo. Poi abbiamo avuto delle sincopi, cioè degli svenimenti che molto spesso sono legati diciamo, ad una situazione emozionale, ma comunque vanno segnalati perché possono essere importanti. Abbiamo avuto delle segnalazioni anche di tromboembolie e di trombosi che però naturalmente erano in soggetti che avevano delle precedenti patologie. Tutti questi eventi che io ho sintetizzato in maniera semplice sono sottoposti ad un follow-up, quindi la persona viene presa in carico e quindi viene seguito. La maggior parte di questi casi si sono già risolti, ma comunque anche se sono risolti deve essere catalogata oltre alla correlazione temporale anche quella causale, perché dobbiamo capire se è stato il vaccino oppure altri farmaci che magari la persona assumeva oppure la condizione di una patologia preesistente. Oppure questo si è capito o è ancora in fase di analisi? Ancora questo è in fase di studio. Naturalmente ci sono molti specialisti che valutano queste cose, ci sono delle checklist già prestabilite, per cui delle cose che sono già diciamo, prefissate, per cui la risposta ci darà poi la possibilità di valutare effettivamente la relazione causale che comunque può esserci. Ci sono 7 vittime in Veneto però che sono morte temporalmente in correlazione al vaccino, ma non è ancora stato dimostrato che sia stato il vaccino. Sì, è così. Abbiamo diciamo, delle segnalazioni di decessi che sono state correlate temporalmente, che sono avvenute nei giorni dopo, nelle settimane dopo, a volte anche nei mesi dopo, però al momento vengono accolte tutte le segnalazioni, anche a distanza di mesi dalla vaccinazione, per non escludere nessuna ipotesi e queste andranno tutte valutate per capire se c'è una correlazione causale. Io credo che sia molto importante. Un dato è certo, è morto ieri un uomo di 54 anni senza alcuna patologia pregressa. Sì, c'è stato segnalato dall'azienda ULSI 5 una persona che non aveva apparentemente, da quello che era conosciuto, altre patologie e che effettivamente è morto per i danni determinati dal virus. Il virus non ha bisogno di molte correlazioni causali. E non era vaccinato? Non era vaccinato, sì.